Paolo Cilona, un'iniziativa oggi che parla della nuova legge Calderoli sull'autonomia differenziata. Lei ha raccolto diverse personalità del mondo della politica per discuterne. È un'occasione per ricordare che la legge Calderoli è un grave attentato all'unità del nostro Paese, dove qualcuno cerca di dividere proprio il nostro Paese, nel senso che è un tentativo di emarginalizzare il Sud a favore del Nord, in ordine ai tanti servizi che sono stati inclusi in questa legge. Parlo della scuola, parlo della sanità, parlo di altri servizi essenziali, per cui è giusto mettere in chiara luce che la legge Calderoli non unisce il Paese, ma divide il Paese. Quindi cosa bisognerebbe fare? Bisogna fare una grande attenzione da parte dell'opinione pubblica perché questa legge non vada nella seconda portata, che è quella della Camera dei Deputati, di essere approvata, perché così noi non facciamo un servizio al Paese, ma facciamo soltanto un servizio alla divisione tra Nord e Sud. La differenza fra questa autonomia differenziata e il federalismo? Ma c'è una profonda differenza, nel senso che le regioni del nord possono benissimo anche cercare attraverso nuove entrate fiscali e quindi migliorare la loro posizione, mentre il sud resterebbe sempre indietro. Noi dobbiamo invece confrontarci sui problemi che il sud ha, come ad esempio le strade, porti, aeroporti, la viabilità, quindi è un problema che appartiene allo Stato. Non può essere la sanità divisa in 21 regioni. La sanità deve essere regione tenuta nelle considerazioni che possa essere un servizio sanitario nazionale e non soltanto un'opportunità da parte delle regioni che hanno maggiori risorse finanziarie. Quale rischio corre la nostra regione sulla nuova legge che dovrebbe essere approvata dal Parlamento sulla insularità, sull'autonomia differenziata? Nel mio intervento che ho fatto qui in aula ho messo in risalto il pensiero dei vescovi italiani che sono contrari a questa legge, ad iniziare dal presidente dei vescovi, il cardinale Zuppi, perché è una legge che divide di più il nord dal sud, il nord che è destinato a diventare più ricco e il sud è destinato così a diventare più povero. Una legge che in tal modo, invece di rendere l'Italia una nazione più coesa, diventa una nazione più divisa, mettendo in difficoltà la stessa unità, come ha voluto la Costituzione. Parliamo di questa iniziativa che oggi è organizzata qui ad Agrigento. Quale rischio corre la nostra regione su questa nuova legge? Questa nuova legge ancora non ha approvato definitivamente l'autonomia differenziata. La regione siciliana, come tutte le regioni del sud, rischia un aggravarsi delle disuguaglianze rispetto alle regioni del nord su importantissime materie di impatto sociale, a cominciare dalla sanità. Noi abbiamo una regione che è in piano di rientro sanitario dal 2007 ed è perennemente in questa condizione. È chiaro che la prospettiva di un'ulteriore regionalizzazione della sanità rischia di aggravare sostanzialmente lo squilibrio fra la sanità siciliana e la sanità delle regioni del centro-nord e rischia sostanzialmente di aggravare quel fenomeno di mobilità sanitaria dalla regione siciliana verso la regione del nord, che è fra l'altro uno dei motivi del grave deficit sanitario della nostra regione. Più in generale possiamo dire che il regionalismo differenziato è uno strumento che, così come è stato concepito, rischia di aggravare le disuguaglianze complessive dei cittadini su molte materie, quindi non soltanto sulla sanità. Il rischio, per esempio, che l'istruzione, le norme generali in materia di istruzione possano essere regionali, ci consegna anche la prospettiva di una scuola regionale, di scuole regionali e quindi di un sistema scolastico
che sostanzialmente fa perdere anche il senso dell'unità nazionale. Avere infatti 20 sistemi scolastici regionali potrebbe avere anche un effetto sul formarsi del senso di unità nazionale nelle nuove generazioni. Ecco, questi sono alcuni dei problemi che il regionalismo differenziato pone. Noi riteniamo che il disegno di legge Calderoli sia il modo di attuare nel modo peggiore una riforma che è stata concepita male già nel 2001. Voglio ricordare che l'autonomia differenziata nasce nel 2001 con la riforma costituzionale varata dal centro-sinistra, poi approvata in un referendum costituzionale al quale parteciparono purtroppo pochi elettori. Oggi, col disegno di legge Calderoli, il rischio è di dare la peggiore attuazione possibile a questo istituto, aggravando le differenze fra le regioni del centro-nord e le regioni del sud. Noi chiediamo di scongiurare questo rischio e quindi ci opponiamo con fermezza a questo disegno di legge. Onorevole Salvandò, presente a questa iniziativa dove si parla della legge Calderoli, il suo punto di vista? Ma io credo che sia bene promuovere incontri di alto livello come quello di stasera, perché è giusto che la gente si faccia un'opinione ben precisa delle opportunità e dei rischi che questa riforma comporta. Finora si è trattato di un chiacchiericcio disordinato o di prese di posizione polemiche, però non c'è dubbio che una riforma che in un certo senso cambia radicalmente l'intero equilibrio tra i poteri dello Stato merita di essere adeguatamente, istruita dall'opinione pubblica. La verità è che c'è un grande sconcerto nel Paese, perché l'opinione prevalente è quella che tende a ritenere che in un certo senso questa sia una riforma spacca Italia, come l'ha definita il presidente Amato. In sostanza si sta operando una ridistribuzione del potere che penalizza le regioni povere e invece dà ulteriore potere e ulteriore opportunità di crescita alle regioni ricche. Io mi auguro che vi siano delle iniziative positive, a cominciare dalla nostra regione, perché su questo terreno si possa avere, non dico una reale capacità di negoziazione o addirittura si manifestino dissensi laceranti, ma comunque che si abbia contezza, per esempio per una regione come la Sicilia, di quali sono i costi e gli svantaggi che questa riforma comporta. Ma in Parlamento passerà? Ma il problema, la maggioranza ne ha fatta, una questione identitaria. Ormai da noi le riforme bandiera sono riforme da cui dipende anche la sopravvivenza della maggioranza. Ciascun partito della maggioranza vuole la sua riforma per dimostrare che conta. E questo però fa sì che il processo di riforma dello Stato diventa un processo lottizzato, perché se ognuno vuole la sua riforma, spesso può accadere che queste riforme tra loro siano assolutamente incompatibili. Nella qualità di organizzatore del convegno sull'autonomia differenziata e insularità, quale futuro per l'Italia, che come Associazione Socialismo XXI Secolo, insieme all'Associazione Socialismo Oggi e al CEPASA dell'amico Paolo Cilona, abbiamo organizzato. Ecco, a lei affidate le conclusioni di questo interessante convegno che ha visto personalità importanti, politiche, relazionare su questa preoccupazione che sta emergendo anche dal dibattito congressuale, che è questo della legge Calderoli, che nuocerebbe alla nostra isola in particolare. Sì, decisamente, perché visto e considerato che nell'ultima settimana di gennaio il Senato della Repubblica ha approvato questa bozza Calderoli, che più che una riforma gradirei intenderla come deforma Calderoli, e ora si appresta la Camera dei Deputati a sancire alcuni principi che andrebbero a incidere fortemente su quella che è l'unità e l'unitarietà della Repubblica, perché è chiaro ed evidente che differenziando le competenze e quindi il trasferimento delle risorse dallo Stato centrale alle regioni
verrebbe cristallizzato secondo quello che è il federalismo fiscale del 2009, per noi del Mezzogiorno d'Italia tutto ciò comporterebbe un ulteriore aggravamento del disagio, delle distanze e del solco che ci divide alle altre parti della Repubblica. Professore Tesei, lei ha parlato ampiamente di questa problematica, la futura legge Calderoli su questa autonomia differenziata e delle preoccupazioni che stanno emergendo anche nel corso del dibattito. Sì, indubbiamente la proposta Calderoli, che è stata ampiamente emendata dalla Commissione in Senato, suscita tutta una serie di perplessità. Perché in buona sostanza crea una base, i presupposti per tutta una serie di squilibri che si possono creare a seguito delle intese che potrebbero essere approvate tra le regioni richiedenti e la Repubblica. E questo divario che si può venire a creare e quindi queste discrasie potrebbero accelerare un processo di gap tra regioni più ricche e regioni più povere. Cioè oggi come oggi, laddove a piè sospinto noi registriamo, e la Svimez ci dà contezza in questi mesi, della questione meridionale che si sta riproponendo con sempre più forza, che una approvazione di intese Stato-Regioni e quindi di autonomia cosiddetta differenziata può allargare la forbice tra ricchi e poveri, quindi relegando il sud più povero in una condizione di subordinazione totale nei confronti di un nord più ricco e opulento. Però c'è una verità che sta sfuggendo a tutti, che fino a quando la questione meridionale esisterà non ci sarà risoluzione, non ci sarà vantaggio per nessuno, perché bisogna partire dagli anelli più deboli della catena. È un errore madornale che potrebbero fare quello di partire e di salvaguardare gli anelli più robusti, più forti. Se non si dà forza agli anelli deboli, si trascineranno tutti verso il basso. E ahimè, noi, anche questa nostra vecchia cara Europa dovrà necessariamente mettere il freno alle tendenze che cercano o tentano di emarginare le parti più povere della nostra Europa e della nostra Italia in particolare.